Come avevo detto alla vigilia, incontrare Codroipo adesso non era facile, in quanto loro sono una squadra strutturata che per noi era un po' all'oscuro, non sapevamo come e quanti giocatori era riuscito a recuperare in questi 50 giorni che sono stati fermi, perché loro, recuperando i giocatori che hanno un po' avuto dei problemi nel girone d'andata, recuperando quelli, sono una squadra estremamente strutturata ed è una squadra estremamente ben distribuita, e quindi ha una forza proprio di telaio, di squadra e di capacità tecniche molto importante. Sono una squadra molto alta, una squadra molto pesante, ma allo stesso tempo molto rapida, quindi sapevo che oggi era tutt'altro che facile. Dovevamo riscattarci, ma riscattarci per ritrovare il nostro passo. Sapevamo che avremmo fatto fatica, non sarebbe stata una partita in discesa, ma averla vinta contro Codroipo credo che ci aiuti, ci rinfranchi un po' nelle proprie nostre sicurezze. Sì, però non è una partita sola che ci rifarà prendere il ritmo. La prossima partita, per esempio, andiamo a giocare contro una squadra molto rapida, molto giovane, molto atletica, e quindi per noi è un test importantissimo fuori casa, per cui se mettiamo insieme la consapevolezza che a Murano ci siamo impegnati molto, abbiamo giocato una partita profonda, però siamo stati sottotono proprio nei particolari. Oggi abbiamo fatto una partita attenta, di carattere, di corporatura fisica, anche tattica da un certo punto di vista, quindi se mettiamo insieme le cose saremo in grado di poter fare una partita, diciamo, rischiosa ma interessante a Bassano. E per quanto riguarda la vostra squadra, la squadra che abbiamo giocato, sicuramente Padova è strutturata, non voglio portare sfiga, ecco, però è strutturata per fare il salto di qualità, ecco, ha giocatori importanti per la categoria, per cui è sicuramente una delle squadre o la squadra da battere. Ecco. Noi chiaramente fermi da 2 mesi e mezzo, facciamo fatica, era normale, era previsto, però vado a casa con il ricordo e la sensazione soprattutto che gli ultimi 2 minuti non abbiamo mollato, siamo stati là a cercare di pressare, fare queste cose qua, che è la cosa più importante in questo momento, per cui poi dopo pian piano vedremo adesso di rimettere un po' a posto le cose, sia tecniche che anche la condizione fisica. Non abbiamo tanto tempo perché adesso il campionato è ristretto in 2 mesi e mezzo, però cercheremo di dare il massimo. Ecco.